giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Purtroppo la bella giornata di oggi è stata funestata da un episodio di cronaca nera, per fortuna non troppo grave. Comunque praticamente in tarda mattinata, attorno alle 13, due uomini dall'apparente età di 45 anni, sembra che ci sia stato un litigio, sembrerebbe per futili motivi, che poi è sfociato addirittura in alcune coltellate. Questi due si sono feriti alle mani e alle braccia, e fortunatamente senza causarsi ferite gravi, per fortuna, e sono intervenuti i carabinieri che stanno appunto seguendo la vicenda. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito, sempre sulle pagine di Chioggia Azzurra. Ciao Davide, senti, sono passato di qua, ho visto questa birra alla zucca, ma mi spieghi un po' meglio da dove salta fuori? Certo Andrea, allora abbiamo una birra alla zucca di Baladin, una birra che comunque ha una storicità che circa 500 anni, perché fu inventata dagli anglosassoni durante la colonizzazione degli Stati Uniti. Lui l'ha ripresa per aiutare la Pro Loco di un paesino di Piemonte durante la fiera della zucca, e durante questa fiera piacque così tanto che lui decise di metterla in produzione. È una birra che si sposa sicuramente con tutti i piatti a base di zucca e con i dolci, una birra veramente molto interessante. Avrà luogo questa sera dalle ore 20 davanti il municipio di Chioggia la manifestazione spontanea e autoconvocata dei negozianti, degli esercenti e delle imprese in protesta contro le restrizioni fissate nella notte tra sabato e domenica scorsa dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'iniziativa è nata da un gruppo WhatsApp che Ilaria Di Nunzio, titolare dello spazio per bambini L'Isola dei Sogni di Sottomarina, ha lanciato raccogliendo molte adesioni da colleghi e persone nella stessa situazione, frustrate dal non poter lavorare per un mese anche quando il proprio esercizio stava rispettando tutte le regole anticontagio. Sarà un evento statico senza corteo in movimento, rigorosamente pacifico e autorizzato dalla Questura di Venezia. I promotori raccomandano ai partecipanti di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di 1 metro l'uno dall'altro. Il primo pensiero ora è evitare infiltrazioni di malintenzionati, come accaduto nelle ultime ore in varie metropoli italiane, per evitare di passare dalla parte del torto. Frattanto, l'Associazione Commercianti, per bocca del suo presidente Alessandro Darè, benedice l'iniziativa, anche se non è stata contattata né coinvolta. Gli associati ci chiedono se possono partecipare e rispondiamo di sì, afferma Darè, perché è nostro diritto pretendere di poter lavorare. Chiediamo solo di lavorare e il diritto al lavoro è sacrosanto, come questa manifestazione.
Domani pomeriggio, venerdì 30 ottobre, è stato convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale di Chioggia dalle ore 14:30 per deliberare attorno a 13 argomenti. I consiglieri parteciperanno a distanza e la riunione sarà trasmessa in diretta streaming nel sito dell'ente. Fra i temi in discussione, l'approvazione del regolamento volto a disciplinare il conferimento delle cittadinanze onorarie, degli encomi e della consegna delle chiavi della città, oltre a un intervento di somma urgenza nello stabile comunale di via Barbarigo 127 a Sottomarina. Quindi gli ordini del giorno dei consiglieri, quasi tutti afferenti alle minoranze, tra cui la situazione di degrado e abbandono a Canal di Valle, la pista ciclabile lungo il ponte che attraversa il Brenta, lo stato di crisi dopo la tromba d'aria dello scorso 15 ottobre. Ordini del giorno nello specifico promossi dai capigruppo del PD, Jonathan Montanariello, e di Chioggia Viva, Marcellina Segantin. I residenti in via Niccolò Zeno a Sottomarina si sono uniti in un comitato dal secco titolo Più alberi per chiedere appunto la piantumazione di nuovi fusti lungo le aiuole spartitraffico tra le due carreggiate dell'arteria. In questi anni, scrivono in una nota agli abitanti, ci rendiamo sempre più conto dell'importanza della cura dell'ambiente e del verde cittadino. In questa città non possiamo però non notare che lo spazio per gli alberi si stia via via restringendo. Per questo chiediamo all'amministrazione comunale e alle autorità preposte un'azione che vada in controtendenza rispetto a quanto avviene. Secondo i firmatari, via Niccolò Zeno sarebbe sguarnita di verde urbano, pur contando su 2 parchi pubblici e il recente giardino esterno al comparto 8C1, e l'arredo andrebbe armonizzato in continuità con il paesaggio della vicina via Domenico Schiavo. Il futuro è elettrico, a cominciare dalla mobilità. Se per le automobili l'inevitabile transizione verso l'abbandono dei motori endotermici sembra finalmente prendere piede, per la nautica la questione è più complicata, almeno in Italia. Ma a dare impulso a questa rivoluzione sostenibile del trasporto nautico si schiera E-Concept, startup ecologica che proprio dalla città d'acqua di Venezia vuole partire per realizzare un'infrastruttura di ricarica per le imbarcazioni elettriche. Il progetto si chiama eDock ed è stato presentato oggi ufficialmente in una conferenza stampa virtuale, in concomitanza con il lancio della campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Ecomil. eDock è una palina elettrificata per l'alimentazione e la ricarica elettrica di imbarcazioni da diporto, da lavoro o per il trasporto passeggeri, caratterizzata da un design che si integra perfettamente nel tradizionale contesto veneziano e realizzato in materiali totalmente riciclabili. L'iniziativa è ambiziosa e vede già coinvolti numerosi partner, tra i quali Enel X, che prevede la fornitura tecnologica per il sistema di ricarica pubblica, e i produttori di motori nautici elettrici Edin Marine e Huracan, i quali forniscono imbarcazioni con motore elettrico per tutto il periodo di testing. E-Concept ha anche siglato un accordo commerciale con Veritas, principale società multi-utility veneziana, per la fornitura, entro la fine del 2020, di paline per la ricarica dei loro 2 mezzi elettrici sperimentali per lo smaltimento dei rifiuti. L'articolo continua nel blog Venezia Moderna.